Un forte odore che arriva da questo appartamento, un SMS di aiuto, pompieri e carabinieri che stanno per forzare la serratura, dall'interno un giovane completamente nudo e cosparso di liquido infiammabile che apre la porta, mentre sempre all'interno il corpo di un uomo senza vestiti è riverso a terra con una profonda ferita alla testa e in una pozza di sangue. Sono questi i contorni di una storia tutta da decifrare, il cui epilogo è avvenuto questa mattina a Cornuda. Protagonisti un ventenne di Quero, un 63enne che da qualche anno vive in questo appartamento che ha acquistato in via Manzoni dopo essere stato per molti anni in Bulgaria. Con qualche problema di salute, con le limitazioni da contagio negli ultimi mesi, si fa aiutare da una famiglia di Quero e in particolare da uno dei due figli, un ventenne che lo aiuta per la spesa ma anche per i piccoli indispensabili spostamenti. Un rapporto di fiducia al punto che il giovane pare si sia fermato più volte anche la notte in questo appartamento, compreso mercoledì scorso, quando il ragazzo invece comunica ai genitori di essere al mare per alcuni giorni. Questa mattina verso le 10:30 l'SMS alla mamma con la richiesta di aiuto perché il 63enne l'avrebbe legato e cosparso di benzina con lo scopo di dargli fuoco. I genitori si precipitano a Cornuda in tempo per sentire un forte odore di liquido infiammabile in tutta la zona e vedere carabinieri e pompieri che entrano nella palazzina fatta sgomberare da tutti i residenti, a parte le due persone del secondo piano da dove arriva l'odore. Vigili del fuoco pronti a sfondare la porta che invece viene aperta dal giovane senza vestiti e in stato confusionale che viene subito soccorso e ricoverato a Montebelluna. Una volta dentro i carabinieri scoprono anche il corpo del 63enne, completamente nudo, riverso a terra con una profonda ferita alla testa. È incosciente ma respira ancora. L'uomo viene subito caricato sull'eliambulanza per il ricovero in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso. La terza persona che viene soccorsa dai sanitari è la mamma del giovane, sopraffatta dal dolore per il desolante spettacolo. Per tutta la mattinata i militari del capitano Gabriele Favero hanno setacciato l'appartamento in cerca di indizi che diano una spiegazione dell'accaduto. Diverse le ipotesi sul campo, che vanno dalla lite ad un gioco sessuale troppo spinto, anche se al momento non è stata ancora formulata alcuna ipotesi di reato.